Come realizzare un'ondulazione ad acqua, pizzicata a fiocchetto. Per realizzare questo tipo di ondulazione ad acqua bisogna aver fatto precedentemente una lavatura del cuoio capelluto. I materiali usati sono dei becchi d'oca, un pettine a coda e due tipi di fissatori, schiuma e gel. Si inizia dalla parte frontale temporale. Prendendo delle ciocche non troppo spesse. E con l'aiuto delle dita, indice e medio, si passa la ciocca tra le due dita, incrociandole tra di esse, per tutta la lunghezza del capello. Alla fine si crea un mezzo giro e si fissa il tutto con un becco d'oca tra le due dita, creando un grazioso fiocchetto. Si procede così con tutta la testa. Dopo aver finito tutta la testa, si passa l'asciugatura sotto il casco. O diffusore per 50-60 minuti. Si finisce togliendo i becchi d'oca. La piega viene spettinata e modellata con le mani. Nobody can say you must stay. Gonna take off all my pain and take back all my old style. Yeah. E rifinita con un tocco di lacca. And I'm still alive, and my enemies are still hitting me. Cause I'm the best, then I'm a one in the year. I don't rush, I take it cool.